Bello questo pallone, vero? Non solo per i colori, il giallo e il rosso, simboli dei leoni del Bassano Calcio, ma anche perché si tratta di un bel pallone tutto di cioccolato e, cosa più importante, è destinato a aiutare il piccolo Joe. Sarà infatti messo in palio al mercante in occasione della partita di questa sera, la semifinale di Coppa Veneto, che in casa vedrà scontrarsi i nostri dell'FC 1903 contro i veronesi dell'Isola Rizza. Con l'occasione il pallone di cioccolato sarà il primo premio della lotteria organizzata per raccogliere fondi necessari a raggiungere quota 400.000 euro, la cifra che serve per sostenere l'operazione in Florida. A oggi toccati 268.000 euro. È chiaro, il team vincente FC Bassano Gruppo Fedelissimi non si ferma e non si accontenta solo della lotteria, ma mette anche in vendita, oltre ai biscotti, anche le focacce, sempre per sostenere la causa del piccolo Joe.